Bene, direi che possiamo iniziare. Credo mi sentiate, mi vediate. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Eleonora Marton e sono coordinatrice delle sedi di Union Camere del Veneto a Bruxelles e rappresento anche Venice Promex. Due parole introduttive e qualche informazione pratica prima di iniziare. E poi passo la parola al nostro direttore operativo, la dottoressa Valentina Montesarchio. Dunque, intanto sono felice che ci sia un buon numero di partecipanti, credo se ne collegheranno altri perché abbiamo circa 130 iscrizioni, quindi vuol dire che l'interesse per i temi europei è un interesse che rimane vivo e vuol dire che ancora tanti nel nostro territorio devono ancora seguire questo corso di Euroformazione che da anni ormai organizziamo e mettiamo a disposizione grazie anche alla Convenzione per le piccole e medie imprese che abbiamo con la Regione del Veneto. Quindi da un punto di vista proprio pratico vi posso dire che il programma formativo è diviso in 3 moduli. Cominciamo con una parte introduttiva che è suddivisa in 2 giornate in cui si presentano le istituzioni europee e come funzionano. Poi ci sarà una parte un po' più tecnica in cui identifichiamo delle opportunità di finanziamento e vediamo insieme come poter presentare una proposta progettuale e poi abbiamo dei focus su alcuni programmi, quindi alcuni esempi, alcuni casi studio. Il webinar è gratuito, è online, le diverse lezioni verranno registrate, quindi c'è anche la possibilità di riguardarle in futuro. Ci sarà un attestato di partecipazione alla fine del webinar che verrà probabilmente dato solo a fronte di una compilazione di un questionario di valutazione, perché per noi è importante avere un vostro riscontro, un feedback rispetto a quello che è stato organizzato. E avete la possibilità di porre delle domande in chat e ci sarà una prima sezione di domande dopo l'intervento della dottoressa Valli e una seconda dopo il mio intervento. Quindi possiamo iniziare. Passerei la parola alla dottoressa Valentina Montesarchio, che è direttore operativo di Union Camere del Veneto. Grazie Eleonora, buongiorno a tutti e a tutte e grazie per essere anche quest'anno, magari c'è qualcuno che partecipa di nuovo al nostro corso perché come diceva Eleonora probabilmente ci sono tanti e tante che non l'hanno fatto ma magari c'è anche chi vi partecipa per un momento di aggiornamento ed è questa è la finalità dell'accordo che abbiamo con la Regione del Veneto, cui faceva riferimento appunto Eleonora, che è denominato Azioni per le piccole e medie imprese per l'informazione sulle politiche regionali e europee per lo sviluppo economico. Quindi noi nell'ambito di questo accordo abbiamo un'azione specifica che come diceva appunto Eleonora, rinnoviamo da molti anni, da qualche anno a questa parte, anche grazie alla collaborazione di Europe Direct del Comune di Venezia. E qui ringrazio la dottoressa Vianello che dopo vi porterà il suo saluto, che rinnoviamo proprio per appunto mettere a disposizione delle imprese, ma non solo delle imprese, anche di chi per le imprese, con le imprese lavora, ma anche dei professionisti, dei cittadini, un percorso formativo e informativo sulle politiche di programmazione dell'Unione Europea e anche però su tutto quello che è la costruzione europea. Questo fa parte della missione di Union Camere del Veneto, che è quella di accompagnare la competitività delle imprese e dei territori. Noi lo facciamo appunto con iniziative come queste, lo facciamo attraverso la nostra delegazione di Bruxelles che ha proprio l'obiettivo di avvicinare sempre di più
il nostro territorio alla Unione Europea, alle istituzioni e alle opportunità che questi offrono, ha il compito anche di fare rappresentanza degli interessi del nostro mondo economico e non solo, e di promozione della nostra imprenditoria. Lo facciamo anche grazie alla nostra partecipazione alla rete Enterprise Europe Network, che viene da una precedente rete europea, alla quale, della quale anche eravamo parte ormai dalla fine degli anni 90, che è la più grande rete europea che accompagna le piccole e medie imprese nella crescita, nell'innovazione, nell'internazionalizzazione, quindi sostenendole e accompagnandole molto concretamente nel sviluppo dei processi di innovazione, di digitalizzazione e di sostenibilità. Questi sono temi più recenti naturalmente, e appunto già dalla fine degli anni 90 nell'innovazione e nella internazionalizzazione. È anche una missione per noi sistema camerale, una missione culturale, cioè per il sistema camerale italiano il compito è sempre più quello di supportare, di accompagnare il processo di costruzione europea verso l'alto, e quindi mettendo le imprese dei nostri territori in sintonia con il linguaggio europeo, aiutandole a comprendere questo sistema di norme, di strumenti, di risorse, quelli che appaiono vincoli, ma che sono degli elementi fondamentali per un percorso condiviso, per un mercato comunitario, qui lo dico proprio nel senso proprio, e quindi per una costruzione di un contesto sociale che sia di sviluppo, ma che sia anche di sicurezza e di coesione. Ringrazio la dottoressa Valli per la sua presenza con noi anche in questa occasione, e lascerei, Eleonora, la parola a Francesca per il suo saluto. Grazie. Grazie Valentina, prego Francesca. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio Valentina Montesarchio ed Eleonora Marton che rappresentano un ottimo esempio di collaborazione intra reti europee. È stata proprio citata la rete Enterprise Europe Network dalla direttrice, e ne aggiungiamo un'altra di rete, che è la rete Europe Direct, che è quella che io rappresento a Venezia e nel Veneto. Una parola sul la modus operandi dell'Unione Europea, che utilizza proprio il lavoro in rete. Quindi la capillarità anche nei territori, con punti informativi in tutti i 27 Paesi membri di diversi, quindi su diverse competenze, reti diverse. L'Enterprise Europe Network al servizio dell'impresa, dell'imprenditoria e della cittadinanza che vuole affacciarsi a questa. Europe Direct alla cittadinanza e ai giovani. E qui sottolineo sia la rete Europe Direct che la rete Eurodesk, che presso il Comune di Venezia è attiva. Quindi il modo di lavorare delle istituzioni europee, che cercano una capillarità nel territorio con queste reti, che non solo hanno una stretta comunicazione con i vertici, ma anche tra di loro. E l'esempio della collaborazione qui nel Veneto tra il Comune di Venezia con la rete Europe Direct e l'Unione Camere del Veneto ne è un esempio fattivo. Si concretizza oggi nell'inizio di questo corso al quale collaboriamo, ma anche con la produzione della guida ai finanziamenti europei, che viene ormai prodotta, creata, pubblicata, aggiornata e prodotta e anche stampata in collaborazione.
tra l'altro con anche gli altri punti Europe Direct presenti nel territorio regionale del Veneto, perché queste reti appunto hanno diversi punti informativi. Europe Direct per esempio ne ha più di 400 in tutta Europa e una cinquantina in Italia, e ne ha 4 nel territorio regionale del Veneto, anche se il Comune di Venezia è l'unico che ha una rete capillare che copre tutta la regione. Un'informazione di servizio: la guida ai finanziamenti europei può essere richiedibile sia in modalità diciamo digitale, facilmente consultabile con le parole chiave, sia stampata, richiedendola sia all'Union Camere che a noi personalmente. Metterò subito in chat, finita la mia introduzione, i riferimenti, i link per scaricarla o richiederla in modalità cartacea anche su spedizione da parte della città di Venezia. Quindi diciamo che completa questa introduzione alle istituzioni europee e al grande mondo dell'europrogettazione e della visione d'insieme dei fondi diretti e indiretti dell'Unione Europea. Quindi mi taccio, dopo essermi messa però a disposizione con la mia rete, sia nel punto centrale di Venezia Mestre, sia attraverso tutti i nostri partner del Veneto, per tutte le richieste di informazione che la cittadinanza suddivisa per i vari target possa aver bisogno di farci. Diritti e opportunità che mette a disposizione l'Unione Europea, che se non conosciamo non possiamo ovviamente far valere, dai diritti fondamentali a quelli di consumatori, di fruitori di servizi online, oltre al grande capitolo della mobilità giovanile transnazionale e della formazione permanente. Quindi un focus su Erasmus+, ci sarà un webinar tra l'altro di questo corso che lo tratterà. Comunque le opportunità di mobilità transnazionale, educativa, formativa, giovanile e non, possiamo essere diciamo una finestra che di supporto e di aiuto, quindi non solo imprese ma anche giovani professionisti, lavoratori. Ecco, ci mettiamo a disposizione. Non rubo altro tempo alle relatrici che mi seguiranno. Nella chat metto i nostri riferimenti, il sito internet e il link alla guida ai finanziamenti europei, la guida all'Euroformazione 2023. Buongiorno, grazie. Eccomi qua. Bene, grazie mille Francesca. Iniziamo dunque, entriamo nel concreto. Passo la parola alla dottoressa Silvia Valli della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea e condividerò io le slide, ma intanto lascio lo schermo sul suo viso in modo che possiate vederle. Prego, dottoressa. Grazie mille. Allora io ci tengo a ringraziare Union Camere del Veneto, la dottoressa Marton, la dottoressa Montesarchio per avermi invitato nuovamente a tenere insomma questa presentazione per questo corso, che ritengo un'iniziativa veramente, veramente eccellente, perché è molto importante divulgare le opportunità che si creano qui in Europa poi in maniera così capillare. E ringrazio anche tutti voi, buongiorno, che siete qui e che mostrate interesse insomma verso questi temi che incidono sulla quotidianità dei cittadini molto più di quello che si crede. Quindi posso passare alla mia presentazione. La mia intenzione oggi è quello appunto di fare un breve excursus sulle istituzioni dell'Unione Europea, su
l'agenda 2030 e nel raccontare come funziona il funzionamento delle istituzioni europee, prendere come esempio concreto la politica di coesione. E quindi appunto seguirò quest'ordine, vi racconterò un attimo come funzionano le istituzioni, quale istituzione entra in gioco quando parliamo di politica di coesione, che è il settore di cui io mi occupo, quindi è un esempio concreto che prendo perché è quello che conosco meglio, ma che illustra il funzionamento, è solo un esempio, ma illustra il funzionamento di come funziona l'interazione tra le istituzioni europee per arrivare al processo decisionale. Vi racconterò in concreto quello che è stata la procedura legislativa di adozione dei regolamenti del pacchetto coesione 21-27 e vi racconterò cosa c'è di nuovo in questa programmazione 21-27 con anche gli aggiornamenti più recenti. E poi faremo un attimo un breve excursus su quello che sono le risorse a livello europeo e soprattutto a livello italiano, quindi a disposizione di imprese e cittadini italiani, come è strutturato l'accordo di partenariato, che è il documento programmatorio di queste risorse, e infine come la politica di coesione agisce a sostegno dell'agenda del 2030. Possiamo andare oltre. Allora, le principali istituzioni dell'Unione Europea sono queste elencate e partecipano in diversa misura al processo decisionale di tutti i pacchetti normativi europei. Abbiamo il Consiglio europeo di cui fanno parte tutti i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, dove siedono, oltre appunto ai capi di Stato e di Governo, anche il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione europea. In questa sede vengono tracciate le linee politiche dell'Unione Europea, quindi vengono date indicazioni di policy precise e l'output del Consiglio europeo è tipicamente un documento di conclusioni del Consiglio, quindi è un atto di indirizzo politico. A questo punto, seguendo l'atto di indirizzo politico, la Commissione prepara delle proposte legislative su cui poi sarà avviato il processo di decisione normativa da parte del Parlamento e dell'Unione Europea. Inoltre, poi, altro compito della Commissione europea è quello di vigilare sull'attuazione delle norme, quindi sulla parte poi implementativa della normativa adottata. Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento Europeo sono i due bracci legislativi di questo processo. Il Consiglio dell'Unione Europea agisce a livello tecnico attraverso dei gruppi di lavoro che elaborano la posizione del Consiglio, e la stessa cosa avviene nel Parlamento e insieme poi attraverso i cosiddetti triloghi agiscono in codecisione per arrivare alla normativa finale. Poi abbiamo due comitati consultivi, uno è il Comitato Europeo delle Regioni e uno è il Comitato Europeo Economico Sociale, e entrambi emettono pareri ed intervengono in diverse fasi del processo legislativo proprio a supporto del raggiungimento della normativa, e quindi dando anche loro un indirizzo, tenendo conto anche di istanze delle regioni da una parte, quindi dei territori, e invece di altre componenti sociali ed economiche dei Paesi membri.
Come dicevo, vi porto un esempio di come tutto questo funziona in pratica all'interno della politica di coesione. La Commissione generalmente, quando emette le sue proposte legislative, agisce come blocco unitario, quindi la proposta esce come proposta della Commissione, non di un commissario, però ovviamente, essendo le tematiche molto tecniche, vengono poi elaborate dalle diverse direzioni generali. In questo caso tutto il lavoro sulla coesione viene elaborato sulla base del lavoro svolto dalla DG Regio, che fa capo alla commissaria Ferrera, che è commissaria sia della coesione che delle riforme. A livello di Consiglio, quando una proposta viene pubblicata dalla Commissione europea, passa all'esame del lavoro tecnico del Consiglio, che è appunto il luogo dove io e i miei colleghi delle altre rappresentanze permanenti dei 27 paesi sediamo per discutere la proposta e cercare di affinarla e migliorarla a secondo di quelli che sono le esigenze dei diversi Stati membri. Il gruppo che si occupa di questo lavoro si chiama Gruppo sulle misure strutturali. In realtà da un paio d'anni è stato fuso insieme a un gruppo che si occupava delle regioni ultraperiferiche, che sono comunque un tema molto legato alla coesione, e quindi oggi si chiama Working Party on Structural Measures and Outermost Regions. Dopo che nel gruppo a livello tecnico si riesce a convergere verso un consenso sufficientemente ampio nell'ambito della coesione significa in grado di raggiungere una maggioranza qualificata. In gruppo tecnico tendenzialmente direi che non si fanno mai votazioni. Sta al polso della presidenza di turno capire quando il consenso è sufficientemente ampio per poter portare il tema tecnico, cioè l'elaborato tecnico, a livello di Coreper, che è un livello un po' più politico, che è perché il Coreper, che è il Comitato dei rappresentanti permanenti, a quel punto farà una valutazione un pochino più politica in modo da valutare se il testo è pronto per essere portato all'attenzione del Consiglio e quindi a livello di ministri. Per quanto riguarda la coesione, i temi della coesione passano poi al Consiglio Affari Generali nella formazione dei ministri responsabili per la coesione. Solo due parole: il Comitato dei rappresentanti permanenti, pur essendo un'unica istituzione, si riunisce in due differenti formazioni, la formazione Coreper 1 e la formazione Coreper 2. Tendenzialmente Coreper 1 segue le politiche settoriali, mentre il Coreper 2 segue tutte le politiche trasversali, e la politica di coesione rientra in quest'ultimo caso. La stessa cosa, il Consiglio dell'Unione Europea è un'unica formazione istituzionale, ma si riunisce in diverse formazioni a seconda dei temi che affronta, e quindi avremo il Consiglio dell'Unione Europea nella formazione dei ministri delle finanze, che Ecofin è quello che forse conoscete, però ci può avere nella formazione mercato interno, si può avere nella formazione occupazione e così via. La coesione non ha una sua formazione a sé perché rientra nel cappello del Consiglio Affari Generali, però quando si trattano temi coesione non sempre il ministro che fa affari generali è lo stesso, e quindi a quel punto viene passata la mano a chi si occupa di coesione. Io qui ho riportato la base giuridica della coesione, che ritengo che sia istruttiva, perché in poche righe riassume uno dei compiti principali dell'Unione Europea, una politica molto, molto importante, quella della coesione, che quindi è direttamente riconosciuta in un testo, in un articolo del trattato, dove si afferma che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione Europea
l'Unione sviluppa e persegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Quindi è molto importanti questi 3 elementi, perché non si tratta solo di una convergenza del PIL pro capite, ma si tratta anche di attivare una convergenza sociale e territoriale, e poi vedremo come questo viene sviluppato anche attraverso fondi che hanno tipologie diverse. E poi il proseguo fa riferimento a dover fare particolare attenzione a delle aree che presentano delle criticità strutturali di partenza, e quindi possono essere regioni con gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Ci sono le regioni del nord Europa con bassissima densità demografica, abbiamo i territori insulari, trasfrontalieri e di montagna. Questo è un grafico che rappresenta ciò che vi ho in maniera più visivamente comprensibile, il percorso che vi ho appena illustrato. Quindi abbiamo sopra alla decisione della Commissione, come dicevo, ci sono gli indirizzi politici che escono dal Consiglio europeo, ma questo è quando ci sono nuovi temi da affrontare. Questo è successo adesso su tutte le crisi che sono emerse. Ma essendo la politica di coesione una politica, come detto, che trova le sue radici direttamente nel trattato, per avviare la proposta della Commissione non serve un input del Consiglio europeo, l'input viene dato direttamente dal trattato. Quindi ogni settennato, perché come la programmazione dei fondi europei dura 7 anni, all'inizio di ogni settennato la Commissione elabora delle proposte di regolamenti, e questi regolamenti, come detto, passano ai 2 codecisori, parte Consiglio, dove quindi siedono gli Stati membri, parte Parlamento europeo, dove invece siedono i parlamentari europei, che sono 705, che vengono eletti dai cittadini, come voi ben sapete. Sapete che appunto tra meno di un anno, a giugno prossimo, saremo chiamati a rinnovare il Parlamento. Mentre la composizione del Consiglio cambia quando cambiano i governi dei singoli paesi, quindi c'è una composizione che, insomma, che varia più frequentemente. Il Consiglio e il Parlamento europeo in questa fase lavorano in maniera totalmente indipendente. Non vuol dire che non ci siano contatti. Per esempio, anche noi quando lavoriamo a livello tecnico abbiamo spesso contatti con gli assistenti parlamentari che seguono gli stessi temi, in particolare perché ogni paese cerca di promuovere i propri interessi in maniera coerente tra i 2 codecisori. Però, diciamo, la fase di elaborazione della posizione di Consiglio e Parlamento europeo sono autonome. Quando appunto il lavoro al tecnico da parte di Consiglio è matura, questo arriva al Coreper, che adotta una posizione del Consiglio. Il Parlamento ha un procedimento analogo all'interno della Commissione Politiche Regionali del Parlamento, al momento presieduta dall'onorevole Omarjee. Poi arriva la posizione della Commissione Regi, viene portata alla plenaria e votata in Parlamento, e quindi dalla plenaria poi esce una posizione del PE. A quel punto partono i triloghi. Cosa sono i triloghi? I triloghi sono delle interlocuzioni tra tutte e 3 le istituzioni. Le 3 istituzioni sono appunto Consiglio, Parlamento europeo e Commissione. Infatti, benché i codecisori sono Consiglio e Parlamento, la Commissione partecipa ai triloghi in quanto tutelante l'interesse dell'Unione, e anche a tutelare che la proposta iniziale non venga completamente stravolta.
e quindi fornisce sempre, insomma, una consulenza di mediazione anche tra le posizioni di Consiglio e Parlamento quando sono particolarmente distanti. Alla fine dei triloghi si giunge a un compromesso finale che trova una via di mediazione tra le due posizioni iniziali, e a questo punto il compromesso finale viene apportato all'attenzione dei ministri settoriali e della plenaria del Parlamento europeo. A quel punto poi abbiamo la normativa adottata e poi può essere pubblicata. Allora, qui vado abbastanza veloce perché ormai è storia, solo per darvi un'idea di come poi in pratica questo percorso è veramente complesso e non sempre lineare. Questo in particolare sui negoziati dei regolamenti della coesione, perché non si tratta di un documento unico. Nel caso del periodo di programmazione in corso, la presentazione delle proposte da parte della Commissione è partita addirittura nel maggio del 2018. Di questo pacchetto negoziale facevano parte le proposte di funzionamento dei fondi specifici, che nella coesione sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione di cui l'Italia non usufruisce, che è dedicato ai paesi della coesione, che sono paesi con un PIL pro capite inferiore al 95%, il Fondo di Sviluppo, il Fondo Sociale Europeo Plus, dove questo Plus si riferisce all'aggiunta rispetto al Fondo Sociale Europeo della scorsa legislazione di una quota di innovazione sociale a gestione diretta e indiretta da parte della Commissione, e poi il regolamento per i programmi Interreg, che sono i programmi di cooperazione territoriale europea, cioè che riguardano la cooperazione tra regioni di più Stati membri. In più c'è il cosiddetto Common Provision Regulation, che è il regolamento con le disposizioni comuni, che è un regolamento ombrello che definisce delle disposizioni a cui tutti i fondi devono fare riferimento. Il negoziato è stato particolarmente complesso perché ha impiegato 3 anni ad arrivare a compimento. Innanzitutto appunto sono stati presentati a maggio del 2018, poi dopo sappiamo che a ottobre abbiamo avuto una nuova commissione. Questo implica sempre un periodo di insomma, rallentamento dei lavori, perché appunto non manca un riferimento, cioè quando la commissione cambia, ci vuole, prima che si insedi, che tutti i commissari vengono nominati, passano le audizioni in Parlamento, ci vuole un po' di tempo, e quindi diciamo che la nuova commissione è diventata operativa a fine novembre, e nel dicembre del 2019 ha presentato il suo primo atto di impostazione politica sugli obiettivi dell'Unione Europea, con una fortissima attenzione alla lotta al cambiamento climatico. Quindi forse vi ricordate il lancio del Green Deal europeo, e perché vi nomino questo? Perché questo ha implicato l'aggiunta dentro il pacchetto coesione di un nuovo fondo, e quindi di una nuova proposta di regolamento, il cosiddetto Just Transition Fund, che è un fondo che mira ad agevolare la transizione verde sostenendo i costi della transizione. E quindi questo è stato, a un certo punto il JTF andava innestato in particolare dentro il regolamento con le disposizioni comuni. E a questo punto è successo tutto, insomma, è cambiato il mondo, è venuto il Covid che ha bloccato tutta l'Europa, poi tutto il mondo, insomma, e quindi
c'era necessità di trovare degli strumenti anche a livello europeo, non solo a livello nazionale, per cercare di affrontare questa emergenza. E quindi diciamo che tutto il primo semestre del 2020 è stato dedicato a livello legislativo a cercare di trovare degli strumenti per intervenire in questo settore. Benché le proposte di modifica, cosiddetti CRI e CRI Plus, fossero interventi sui regolamenti del 14-20, hanno necessariamente rallentato il lavoro sul pacchetto 21-27, anche perché ne hanno modificato in corsa le proposte, perché si è resi conto che la politica di coesione aveva bisogno di una sua quota di flessibilità maggiore per affrontare questo tipo di crisi. E quindi nel maggio del 2020 sono state modificate le proposte, è stato anche poi introdotto questo nuovo regolamento REACT-EU, sempre sulla precedente legislazione, però questi sono stati tutti elementi che hanno complicato il processo che era iniziato, perché hanno innestato nuovi elementi in corso. Alla fine però nel giugno del 2021 i regolamenti sono stati adottati. Da allora ci sono state già in questi ultimi 2 anni 3 proposte di modifica dei regolamenti adottati a giugno del 2021. 2, REPowerEU e FastCare, sono state proposte nella primavera del 2022, tutti e 2 abbastanza a ridosso della crisi che si è aperta con l'invasione russa all'Ucraina. Il regolamento FastCare mirava a, c'erano già stati il CARE 1 e il CARE 2 sulla precedente programmazione per cercare di trovare risorse per l'accoglienza dei rifugiati ucraini. Il FastCare investe anche la nuova programmazione su questo filone qua, e poi vedremo in che modo. REPowerEU è sempre una conseguenza di quella crisi, ma in particolare mirata ad affrontare il tema energetico che ha fatto seguito all'invasione, e in particolare con questi prezzi molto elevati sull'energia, e quindi ha posto un problema di autonomia energetica. Quindi REPowerEU si pone il tema non solo di sostenere i costi maggiori dell'energia attraverso uno strumento che è dentro REPower, che si chiama SAFE, ma che però incide sempre sulla precedente programmazione, ma anche cercando di trovare risorse nella coesione per sostenere progetti che accelerano l'autonomia strategica dell'Europa rispetto alle fonti fossili di importazione russa. Infine, oggi queste crisi hanno portato delle difficoltà nella competitività a livello mondiale. Abbiamo visto che altri paesi hanno reagito alla crisi con strumenti massicci, come per esempio l'Inflation Reduction Act americano, e quindi diciamo che la nuova proposta STEP è una sorta di primo esempio di strumento finanziario per una politica industriale comune. Possiamo andare avanti. Qui molto rapidamente sono elencati alcune delle novità della programmazione 21-27 rispetto al 14-20, non ve le elenco, ne ho nominato che per esempio qui abbiamo il Just Transition Fund, mentre nel cappello dei fondi coesione non abbiamo più il Fondo di Sviluppo Rurale, che faceva parte della precedente programmazione, e poi ci sono una serie di modifiche più tecniche che mirano a semplificare le procedure e a migliorarne l'efficacia. Non entro troppo nel merito di queste questioni, poi se ne avete bisogno o desiderio possiamo tornarci su. Invece volevo insomma dire 2 parole in più su quello che sono le modifiche apportate ai regolamenti della coesione dopo la loro adozione nel 2021.
Come dicevo, sia Fast-Care che REPowerEU hanno a che fare con la crisi che si è innestata con la guerra in Ucraina e con il conseguente crisi energetica. In particolare, quindi, con il provvedimento Fast-Care si cerca di fornire maggiore liquidità immediata, aumentando il tasso di prefinanziamento. Il prefinanziamento è una liquidità che viene fornita ex ante, prima che gli interventi vengano compiuti, secondo il regolamento adottato nel 2021 è dello 0,5% del valore del fondo nel singolo programma, e qui viene portato, aumentato di un altro zero, raddoppiato praticamente per le prime 2 annualità. Viene anche aumentata la quota finanziata dall'Europa di ciascun intervento per quanto riguarda gli interventi di accoglienza ai rifugiati ucraini. Voi sapete che la programmazione europea si consta di una parte fornita dall'Europa e di un cofinanziamento messo dallo Stato membro. In questo caso, per questo tipo di interventi emergenziali, l'Unione Europea contribuisce in toto all'intervento. E in più c'è una modifica molto tecnica per aiutare, siccome la crisi energetica aveva creato dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, abbiamo avuto un sacco di cantieri, forse voi poi sul territorio ne avete polso maggiore di me, di difficoltà a portare avanti i lavori. E quindi la Commissione ha creato questa soluzione tecnica che già esisteva, ma solo per progetti di grandissime dimensioni, invece ampliando la platea dei progetti che possono essere tagliati a fette, per cui anche se non sono completati possono essere rendicontati sulla precedente programmazione per la parte realizzata e spostare sulla nuova la parte da realizzare. REPowerEU semplicemente chiama le risorse della coesione a collaborare a questo nuovo capitolo del PNRR dedicato all'autonomia energetica fino a un massimo del 7,5%, e invece, come dicevamo, la proposta STEP mira a mettere a sistema diversi fondi esistenti, quindi non solo la coesione ma anche alcuni fondi diretti della Commissione, a contribuire a dei progetti innovativi e in particolare in ambito ambientale, ma anche sulle biotecnologie o sul digitale, per far fronte sia alla competitività internazionale sia per accelerare l'autonomia strategica europea. In questo sono ancora un momento nel fare questo sulla coesione. Per contribuire a questo lo fa attraverso 2 tipi di intervento: uno sull'ammissibilità delle grandi imprese, perché ovviamente molti di questi progetti che vanno sostenuti da STEP sono fatti da grandi imprese, e inoltre anche qui creando degli incentivi finanziari con maggiore liquidità iniziale del 30% e con un tasso di cofinanziamento totale su questo tipo di progetti. Possiamo andare invece adesso per dare un'occhiata di qual è il tipo di investimento, la quantità, il peso di questa politica. Allora, la politica di coesione è forse la politica più pesante all'interno del bilancio dell'UE. Assorbe quasi 400 miliardi e su un totale di poco più di 1.000 miliardi. E l'Italia ne riceve 43 miliardi. L'Italia è il secondo beneficiario dopo la Polonia di queste risorse. Queste risorse vengono dedicate in 2 obiettivi: uno sono gli investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, e uno di intensità minore viene dedicato alla cooperazione territoriale europea. E
che sono appunto questi programmi transfrontalieri. I fondi ve li ho elencati prima, qui avete un ordine di grandezza giusto per capire che 2/3 vengono dedicati al Fondo di Sviluppo Regionale, 1/3 al Fondo Sociale Europeo, un po' meno, mentre in Italia il Fondo per la Transizione Giusta ottiene insomma all'incirca 1 miliardo e si focalizza solo in 2 regioni. Se andiamo avanti, vi dico solo rapidamente com'è strutturato l'accordo di partenariato. Come detto, l'accordo di partenariato è il documento programmatorio dello Stato membro, quindi in Italia è la modalità con cui si indirizzano verso obiettivi e territori i 43 miliardi ricevuti dall'Unione Europea. Come detto, nella politica di coesione, a fronte di risorse che arrivano dal bilancio europeo, vengono associati delle risorse nazionali, per cui il peso totale della politica di coesione all'interno dell'accordo di partenariato è di circa 75 miliardi. Questi 75 miliardi vengono nell'accordo di partenariato suddivisi sugli obiettivi tematici che vengono indicati nei regolamenti dall'Unione Europea e rappresentano appunto l'area della competitività, l'area ambientale, l'area delle reti infrastrutturali, l'area delle politiche sociali, dell'istruzione, del lavoro, dell'inclusione e infine l'area delle politiche territoriali. L'Italia ha scelto di perseguire questi 5 obiettivi attraverso 10 programmi nazionali, 38 programmi regionali e 19 programmi interregionali. Programmi regionali sono quasi tutti, ogni regione ha un programma sul Fondo di Sviluppo regionale e un programma sul Fondo Sociale. Solo 4 regioni hanno al momento scelto di avere un unico programma plurifondo per fare sinergie tra il FESR e l'FSE Plus. Sotto vedete la distribuzione, dove ovviamente alle 7 regioni meno sviluppate viene dedicata la gran parte delle risorse, all'incirca quasi il 70% delle risorse, mentre al centro-nord della regione in transizione vengono dedicate meno risorse proprio per la necessità di fare convergenza. Le novità in questo accordo di partenariato sono che abbiamo introdotto 2 nuovi programmi nazionali. Uno riguarda l'ambito della salute, che è proprio frutto dell'esperienza insomma durante la pandemia, e questo piano nazionale che affronta la riconversione delle 2 aree del SUCIS di Taranto. E in più, vabbè, a livello regionale abbiamo solo la novità che la Basilicata è passata da 2 programmi distinti ad un programma plurifondo. A questo punto come si conciliano gli interessi dell'Unione Europea con interessi globali definiti nell'Agenda 2030. Allora, l'Agenda 2030 nasce infatti, non è un'idea europea, ma nasce in sede ONU. Nasce in sede ONU per cercare di far fronte a un consumo delle risorse eccessivo rispetto alla sostenibilità. E sostenibilità intesa in senso molto ampio, non è solo una sostenibilità ambientale, ok? Quindi di emissione di CO2, ma anche una sostenibilità a livello di convivenza e quindi per esempio di lotta alla povertà, di lotta alla fame nel mondo, di diritti civili, di tutela della libertà e della democrazia. Quindi questa agenda viene declinata in 17 obiettivi e nel 2017 viene recepita a livello europeo.
Quindi non solo con le conclusioni del Consiglio europeo del 2017 l'Unione Europea decide di far propri questi obiettivi e allinearsi con questa strategia, ma definisce anche declina una sua strategia all'interno delle politiche dell'Unione. In particolare vengono definiti non solo dei target di riduzione climatica al 2030, ma poi viene posto come ulteriore ambizione quella entro il 2050 di avere un'economia totalmente senza nuove emissioni di carbonio, ma anche in termini, per esempio, di spesa sul bilancio europeo, per cui viene definito che almeno il 30% di tutte le risorse del bilancio europeo del quadro finanziario pluriennale 21-27 debbano essere dedicate al raggiungimento del target, alla lotta al cambiamento climatico. Però non è l'ambiente l'unico obiettivo delle politiche dell'Unione Europea che fanno capo all'Agenda 2030 dell'ONU, perché abbiamo per esempio il pilastro sociale dei diritti che affronta tanti altri temi non collegati direttamente all'ambiente, ma più collegati ai temi che dicevamo prima, di istruzione, di povertà, di riduzione dell'uguaglianza, di anche parità tra generi. E la politica di coesione che è, possiamo andare alla slide successiva, che è una politica, come dicevo, molto trasversale, perché in questi 5 obiettivi tematici ha al suo interno la possibilità di finanziare un gran numero di politiche, contribuisce in maniera molto evidente al raggiungimento di tutti questi obiettivi. Abbiamo visto che uno degli obiettivi di questa Commissione era il Green Deal europeo, ebbene quindi tutti gli obiettivi climatici sono molto portati all'attenzione delle risorse della coesione, che ha un obiettivo tematico sulla sostenibilità ambientale, che è l'obiettivo 2, a cui anche qui devono essere dedicate almeno il 30% delle risorse attraverso una disposizione regolamentare molto stretta che è la concentrazione tematica su questo settore. E in più abbiamo visto l'introduzione nel 2019 di questo nuovo fondo per la transizione climatica che aiuta proprio quei paesi che avevano più difficoltà ad accelerare la transizione a sostegno della loro transizione. Inoltre, oltre a queste disposizioni, ce n'è un altro dispositivo molto forte che riguarda tutto il bilancio, ma in particolare quindi tutti gli interventi di sviluppo regionale, che è il cosiddetto Do Not Significantly Harm, e cioè che nessuna misura che danneggia l'ambiente può essere finanziata sul bilancio europeo, in particolare sui fondi della coesione. Mentre per tutto quello che riguarda gli obiettivi sociali, di istruzione, dell'occupazione, dell'equità, dell'inclusione sociale, abbiamo il cosiddetto pilastro europeo dei diritti sociali, a cui il Fondo Sociale Europeo Plus contribuisce in maniera molto rilevante. Quindi la politica di coesione è investita direttamente nel raggiungimento dell'Agenda 2030. C'è qui un caveat che soprattutto per quanto riguarda la parte ambientale è che ovviamente la guerra in Ucraina si è inserita in un percorso virtuoso creando tutta una serie di ostacoli. Quindi non è che adesso questi obiettivi siano trascurati, gli obiettivi rimangono lo stesso, ma rendono sicuramente il loro raggiungimento molto più complesso e quindi insomma è importante non perdere il focus, perché ovviamente è necessario far fronte da una parte alle difficoltà che vengono create senza tornare indietro sulla strada intrapresa. Spero di essere stata chiara, di avervi dato delle informazioni utili e sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o domanda.
Dottoressa Valli, veramente la ringraziamo, ha permesso proprio di avere una panoramica molto molto chiara, quindi grazie. E vediamo se c'è qualche domanda in chat. Ok, al momento non ci sono domande, quindi io direi che possiamo procedere con la presentazione. E lei, dottoressa Valli, so che se riesce rimane collegata, e se invece non la vediamo più vuol dire che è stata chiamata. Vi ringrazio, quindi vi saluto tutti, sia insomma la dottoressa Marton, la dottoressa Montesarchi, la dottoressa Vianello e ovviamente tutti i partecipanti, grazie mille. E sì, io temo di dovervi salutare, che insomma siamo appunto in particolare con questo negoziato su STEP siamo molto presi, ma insomma spero di ritrovarmi con voi l'anno prossimo. Un caro saluto, buon lavoro a tutti. Grazie mille, dottoressa. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Bene, quindi possiamo continuare con il nostro webinar. Per chi si fosse collegato da poco, io sono Eleonora Marton e da quasi 25 anni mi occupo di Europa. I miei studi mi hanno permesso proprio di appassionarmi ai temi europei. Dopo ho fatto uno stage in in Commissione europea. E per i successivi quasi 20 anni ho lavorato nel settore privato occupandomi di aeroprogettazione e da poco più di 3 anni sono tornata a Bruxelles, appunto coordinando la sede di Unioncamere del Veneto, la delegazione che è qui a Bruxelles, e sono anche responsabile di Venice Promex, che è l'agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese frutto della volontà camerale. Allora, presento adesso le mie slide. Eccoci qua. Sorvolerei questa slide in quanto la dottoressa Valentina Montesarchio ha già presentato brevemente quelle che sono quella che è la nostra mission. Di fatto, quindi, il mio ruolo, il ruolo di questo ufficio a Bruxelles è quello proprio di ridurre le distanze del nostro territorio con l'Europa. L'Europa è più vicina di quello che possiamo pensare, l'importante è partecipare e quindi il nostro obiettivo è di portare nel territorio quelle che sono le principali informazioni in merito alle strategie europee e alle opportunità che ci offre l'Europa e contestualmente portare in Europa quelle che sono le istanze, i bisogni, le necessità del nostro territorio. E prima di entrare nel vivo di questa slide di cui la dottoressa Valli ha già raccontato un po' le dinamiche, vorrei fare un passetto indietro con voi e fare una riflessione sul fatto che l'Europa, quella che è l'Europa, l'Unione Europea oggi, di fatto è una scommessa. Perché se ci pensate è l'unione di 27 Stati membri che hanno caratteristiche molto, molto diverse gli uni dagli altri. Quindi l'unione oggi è un'unione di diversità, di contraddizioni, che però questi paesi cosa hanno in comune? Hanno in comune principalmente i valori fondanti dell'Europa. Quindi stiamo parlando dei valori relativi alla pace, alla sicurezza, alla difesa dei principi democratici e alle libertà fondamentali. Ecco che la nostra Unione Europea oggi è quella che ha resistito negli anni, nei decenni, alle crisi economiche, a un euroscetticismo che è sempre presente, ha resistito alla Brexit e oggi l'Europa, di fronte a questa crisi, che è la più grave crisi economica degli ultimi 100 anni, si sta dimostrando molto unita, molto forte, molto determinata e anche attrattiva per i paesi che non sono parte dell'Unione Europea.
e sta reagendo quindi alla crisi determinata dalla pandemia, dal Covid, e si sta anche interrogando oggi rispetto ai temi della sicurezza e della difesa e del suo ruolo quindi internazionale. E quello che facciamo adesso è quindi una panoramica su quella che è la programmazione europea, focalizzandosi però sul next generation. E questo che vedete quindi è il grafico che rappresenta il bilancio totale dell'Unione Europea per il settennato in corso, quello che va dal 21 al 27. Sono 1.824,3 miliardi di euro di bilancio, costituiti da 1.074 miliardi del piano finanziario pluriennale, con un'aggiunta di questi 750 miliardi di Next Generation, che è lo strumento proprio dedicato a permettere agli Stati membri ad uscire dalla crisi determinata dal Covid. Ma quello che vediamo è il frutto di un dialogo istituzionale che è stato veramente storico. Nello nel definire questa programmazione c'è scritta veramente un pezzo di storia d'Europa. Il processo negoziale, quello che ci ha descritto prima la dottoressa Valli, è stato un processo molto complesso. Sono state negoziazioni tra gli Stati membri che, appunto, ho appena detto, hanno caratteristiche molto diverse, particolari, che hanno però permesso all'Europa oggi di avere un pacchetto di misure attraverso le quali si possono realizzare dei cambiamenti importanti fondati sulla progettualità. Ecco che quando si parla però di una programmazione finanziaria, vediamo quali sono le strategie dell'Europa. Perché? Perché di fatto se noi partiamo dalle principali scelte strategiche, queste poi si traducono in programmi di finanziamento, quelli che noi conosciamo come i fondi europei. I programmi europei sono gli strumenti attraverso i quali si dà attuazione alle politiche e si raggiungono quindi attraverso i programmi gli obiettivi europei, che sono obiettivi decisamente ambiziosi. Ma quali sono appunto le azioni prioritarie? Ecco, le vediamo riassunte in questa slide. Quindi diceva prima la dottoressa Valli il Green Deal. Quindi l'Europa vuole diventare più verde ed ecologica. Si rafforzano quindi gli elementi del Green Deal e si punta alla neutralità climatica entro il 2050, riducendo però già dal 2030 le emissioni del 55%. Un'altra azione prioritaria è quella legata alla digitalizzazione, quindi una spinta verso la digitalizzazione in termini di investimenti in infrastrutture, in tecnologia, velocizzazione dei dati. E poi un'altra azione prioritaria è quella che fa riferimento al miglioramento della resilienza, un termine sicuramente usato e forse anche abusato, ma che cosa vuol dire davvero resilienza? Vuol dire quel processo di adattamento in un'ottica di riorganizzazione. Gli Stati membri, di fronte a quello che è successo negli ultimi anni, si sono dovuti mettere in discussione e trovare nuovi modi per reagire alla crisi in corso. Quindi resilienza significa rendere gli Stati membri in grado di rispondere ad eventuali crisi in maniera veloce ed efficace. E qua si fa riferimento a una serie di iniziative per la salute, la sicurezza e l'occupazione, quindi il cosiddetto pilastro sociale. Vi ho inserito questa slide perché rispetto alle priorità per il settennato, ogni anno la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, fa un discorso sullo Stato dell'Unione Europea. Questo discorso quest'anno si è svolto solo alcuni giorni fa, la settimana scorsa, il 13 settembre. E quali sono le principali novità per il prossimo anno? Di fatto Ursula von der Leyen ha proposto un dialogo per creare delle soluzioni su misura per la decarbonizzazione. Quindi l'obiettivo
è quello di completare gli obiettivi del Green Deal. Nel settore energetico è stato annunciato un nuovo pacchetto europeo per l'energia eolica. Larga parte del discorso è stata poi dedicata al settore agricolo e industriale, con una spiegazione dettagliata di quelle sfide di cui si sta parlando molto, legate alla mancanza di lavoratori e di competenze. E nel campo infine della competitività e della strategia globale, Ursula von der Leyen ha espresso forte preoccupazione per la concorrenza sleale messa in atto principalmente da alcuni stati, come ad esempio la Cina. Quindi queste rientrano tra le priorità. Ma guardiamo come è strutturata la programmazione finanziaria di cui ha già parlato la dottoressa Valli, quindi non entro nel merito di questi 7 capitoli di spesa. Vedete come larga parte del bilancio UE è dedicato alla coesione che, come diceva la dottoressa Valli, è la concreta espressione di solidarietà europea, quindi è la logica solidaristica che fa riferimento all'obiettivo di convergenza. 22% del bilancio è dedicato a risorse naturali e ambiente, quindi appunto gli obiettivi del Green Deal, al mercato unico, l'innovazione, l'agenda digitale l'11% e poi via scendere altri capitoli dedicati alla migrazione, la resilienza, la sicurezza e la difesa, il vicinato e la pubblica amministrazione europea. Questa slide fa riferimento ai 750 miliardi di Next Generation, che sono suddivisi in 3 pilastri che vediamo brevemente in questa slide. Il pilastro principale vede lo stanziamento di 615 miliardi di euro, di cui ben 560 si riferiscono al dispositivo per la ripresa e la resilienza, quello che noi conosciamo come PNRR, ossia ogni Stato membro ha risposto a questo dispositivo redigendo un piano nazionale di ripresa. All'interno di questo pilastro vediamo che c'è uno stanziamento per REACT, per i programmi di sviluppo rurale e per il famoso Just Transition Fund, ossia il meccanismo per una transizione giusta. Il secondo pilastro, di cui si attesta l'8% del totale, fa riferimento al programma principalmente InvestEU, ossia al rilascio di garanzie per sostenere gli investimenti privati, quegli investimenti che probabilmente, essendo molto innovativo ed avendo un alto rate di rischio, le banche non finanziano molto volentieri. Quindi in questo senso la Commissione europea si è messa a disposizione delle imprese per investire su di esse. L'ultimo pilastro è quello definito trarre insegnamento dalla crisi e si riferisce appunto a rafforzare gli stati per rispondere in maniera veloce ed efficace ad eventuali crisi. Questi sono i 7 programmi nei quali si suddivide Next Generation e una slide veloce sul PNRR, slide che andrebbe sicuramente aggiornata perché è notizia del 20 di settembre che sono state approvate le modifiche del PNRR italiano. Sapete che il PNRR è gestito a livello nazionale e sono state richieste una serie di modifiche, ne sono state accettate ben 11 relative ai 28 obiettivi totali del PNRR italiano. E di fatto il PNRR ha l'obiettivo principale di favorire la ripresa e di rendere l'Italia pronta per il futuro attraverso riforme e investimenti. È orientato a obiettivi di inclusione di genere, sostegno all'istruzione, formazione e occupazione. E rispetto alle modifiche che fanno riferimento appunto all'approvazione del 20 settembre scorso, si darà sostegno agli asili nido, all'infrastruttura per i veicoli elettrici,
l'esplorazione dell'utilizzo dell'idrogeno nella mobilità ferroviaria, ecobonus, sisma bonus e la promozione di imprese gestite dalle donne. Quindi questi sono, diciamo, gli ultimi obiettivi che sono stati approvati. Siamo dunque pronti a richiedere la quarta rata. Ma quali sono altre novità del bilancio 2021-2027? Sicuramente il Next Generation EU è una novità rispetto ai bilanci precedenti. Ma come sono stati recuperati questi 750 miliardi di euro che vengono messi a disposizione degli Stati membri in questi anni proprio per rispondere alla crisi? Di fatto, la novità più grande è che per la prima volta nella storia l'Unione Europea accede ai mercati finanziari e assume quei prestiti necessari che andranno però ripagati entro il 2058 come attraverso le nuove risorse proprie. Cosa vuol dire questo? Diciamo che tradizionalmente la spesa pubblica europea veniva sostenuta per il 98% dai bilanci nazionali e solo per il 2% dalle risorse proprie, risorse che venivano tradizionalmente acquisite attraverso le tariffe doganali, i contributi sullo zucchero, venivano basate sull'IVA e sui PIL degli stati nazionali. Ecco che i leader europei si sono trovati a lavorare su una riforma delle risorse proprio per acquisire quei miliardi presi a prestito per finanziare il Next Generation. E quindi è stato concordato l'introduzione già dal 2021 di un nuovo contributo sulla plastica non riciclata e ulteriori proposte sono previste in merito alla tassazione sul carbonio e sull'economia digitale. Quindi diciamo che verranno tassati i grandi player della digitalizzazione che notoriamente non pagavano le loro tasse in Europa e questo permetterà appunto di acquisire nuove risorse. Quindi questa è una grande novità. Un'altra novità è quella che fa riferimento al meccanismo di condizionalità. Che cosa significa? Significa che in questo nuovo piano finanziario i Paesi membri possono accedere ai fondi del Next Generation se e solo se risponderanno a determinate condizioni. Innanzitutto gli Stati membri sono obbligati a garantire lo Stato di diritto nei loro Paesi. Ecco che il regime si applica qualora vengano accertate delle violazioni di questo Stato di diritto e l'esempio è stato quello di Polonia e Ungheria. Una seconda condizione è quello che gli Stati membri debbano necessariamente, per poter accedere ai fondi del Next Generation, devono adottare le specifiche riforme richieste ad hoc ad ogni Paese membro. Nel caso dell'Italia, queste riforme riguardano appunto la giustizia, la semplificazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la politica sulla concorrenza. Diciamo che l'obiettivo di questo meccanismo di condizionalità è volto ad assicurare la gestione trasparente dei fondi e, nel caso della prima condizione, il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea. Stiamo arrivando verso la fine della presentazione e vediamo in questa slide la guida ai finanziamenti europei 2023, quella che ci ha presentato la dottoressa Francesca Vianello. L'abbiamo quindi redatta in collaborazione con gli Europe Direct del Veneto ed è una guida che vi invito a leggere, potete richiederla appunto anche in forma cartacea perché vi permette di avere una panoramica su quelli che sono principalmente i fondi europei diretti, anche se c'è un breve capitolo
sui fondi indiretti. E la differenza tra fondi diretti e fondi indiretti verrà ampiamente descritta nelle lezioni successive dalla professoressa Adriana Martini, però voglio accennare brevemente le principali caratteristiche proprio per capire che cosa ci offre questa guida. Innanzitutto i finanziamenti indiretti sono quei fondi la cui gestione è delegata agli Stati membri oppure alle regioni in virtù proprio della politica di coesione. Quindi sappiamo che oltre il 70% dei fondi europei vengono trasmessi alle regioni perché vengano appunto gestiti. Quindi questi progetti che possono essere presentati alle regioni di fatto possono avere un impatto locale e contengono gli obiettivi di questi progetti vengono normalmente indicati proprio all'interno dei bandi. E questi fondi fanno appunto gestiti dalla regione, di fatto sono un po' più di semplice accesso. Perché? Perché i fondi diretti europei, invece, quelli gestiti direttamente dalla Commissione europea e dalle agenzie che lavorano appunto per la Commissione, devono necessariamente avere una forte componente innovativa, quindi è necessario dimostrare all'interno dei progetti che c'è un breakthrough, c'è proprio un miglioramento in termini innovativi rispetto allo stato dell'arte. Un'altra caratteristica è che questi progetti debbano essere transnazionali, quindi è necessario che vengano presentati, nella maggior parte dei casi, da più soggetti di diversi Paesi membri e quindi c'è questo elemento di transnazionalità. E infine i risultati che vengono ottenuti attraverso l'implementazione del progetto devono avere un valore aggiunto europeo. Quindi ecco, questa è la principale differenza. Non è che sia impossibile accedere ai fondi diretti naturalmente, però è decisamente più complesso. Nella guida si prendono in esame i diversi temi e quindi vi invito a leggerla, a scaricarla. Qui ho inserito il link e queste sono le mie coordinate. Se avete domande, curiosità, potete assolutamente scrivermi. L'ufficio di Bruxelles è a vostra completa disposizione. Quindi, quindi io con questo avrei concluso. Siamo state molto più veloci del previsto, forse siamo allenate anche la dottoressa Valli perché siamo riuscite a concludere in un tempo inferiore rispetto al previsto. Se per caso avete delle domande, la chat è a vostra disposizione. Allora, scusi, le posso chiedere di ripetere la questione della fondi diretti? Allora, i fondi diretti della Commissione europea, nella maggior parte dei casi, devono prevedere la collaborazione, quindi un partenariato tra diversi elementi, tra diversi partner di diversi Stati membri. Ad esempio, un'azienda italiana deve necessariamente collaborare con un'università di un altro paese. Di solito sono 3 gli stati che devono collaborare. Prego. Se non ci sono altre domande, io vi ricordo che questa lezione viene registrata, quindi potete trovarla dalla settimana prossima nel nostro sito insieme alle slide, e vi invito a seguire anche le prossime lezioni e vi saluto.